Firma e foto di gruppo. La nuova sanità veneta è pronta a partire. Con la firma da parte del governatore del Veneto Luca Zaia delle schede ospedaliere e la loro consegna alle USL, il piano sociosanitario diventa a tutti gli effetti operativo. Schede attese da tempo e oggetto nei mesi scorsi di fuga di notizie allarmanti su possibili tagli. Molto spesso sono stati diffusi dati che erano dell'autentica spazzatura, dati mai peraltro usciti dalla regione, diffusi artatamente. Molte proteste non hanno avuto proprio senso di esistere se non quello per una sottolineatura dell'importanza degli ospedali. Giunta che ha continuato a lavorare e a limare in silenzio. Queste schede e questo nuovo progetto non parte dal presupposto di risparmiare, ma parte dal presupposto di fare ancora grande la nostra sanità. Oggi siamo i numeri uno e vogliamo continuare ad esserlo. Schede ospedaliere attese con il fiato più o meno sospeso anche dai vari direttori di aziende e USL del Veneto, tutti soddisfatti e concordi sulla diversificazione delle strutture sul territorio, dagli ospedali hub di riferimento europeo agli SPOC, agli ospedali di comunità, dalle unità riabilitative all'hospice. Obiettivo generale: tenere i pazienti il meno possibile in ospedale. Sui numeri generali non appare ridotto. È chiaro che bisogna trasformare la rete e l'utilizzazione dei posti letto nel modo più coerente con le esigenze del paziente. Per l'ospedale di Padova, poi, come quello di Verona, un importante riconoscimento. È inquadrato come hub internazionale e nazionale della rete europea, adesso bisogna essere all'altezza di questo ruolo che ci è stato affidato. Una soddisfazione trasversale che in un modo o nell'altro riconosce alle varie entità territoriali un ruolo adeguato. Abbiamo con queste schede ridisegnato il sistema sia ospedaliero che territoriale, un sistema ospedaliero che riconosce nell'ospedale All'Angelo di Mestre il ruolo di ospedale provinciale, quindi un ospedale centrale per la provincia di Venezia, e per quanto riguarda l'ospedale civile invece di Venezia del centro storico viene riconosciuto un ruolo di ospedale di rete. Territori premiati perché hanno già da tempo dato vita ad una riorganizzazione sostanziale, come l'Alto Vicentino, dove già esiste l'ospedale unico. Questo è un territorio che ha già 2,5 posti letto per 1000 abitanti, quindi è già un territorio che ha addirittura dimostrato come l'assistenza ospedaliera con un ospedale snello è possibile ed è efficace ed è di qualità per i cittadini.